Rendere accessibili i tablet a persone poco vedenti, un obiettivo per il futuro. La provincia di Venezia ha presentato un progetto pilota. 2 Giacomo e Davide, Simone, Salvatore saranno loro a sperimentare l'uso del tablet con il laboratorio tiflotecnico della provincia di Venezia. Obiettivo: rendere sempre più disponibili le tecnologie informatiche anche a persone con disabilità della vista, sfruttando il grande potenziale scolastico dei nuovi strumenti. Ha un'esperienza ventennale, fa parte del centro servizi per le disabilità sensoriali. La provincia di Venezia vi investe 1.400.000 euro l'anno. Al progetto iPad contribuisce la Regione del Veneto. Questo è un centro di eccellenza che c'è solo in provincia di Venezia, così come è strutturato. 98 bambini tra disabili sensoriali visivi e uditivi o anche plurisensoriali che sono supportati. Senza questo supporto, senza questa attività, verrebbero lasciati a se stessi. Possono giocare come giocano gli altri, possono andare in internet come vanno quegli altri, cioè è una possibilità in più per essere inseriti nella società. Cosa aggiunge la tavoletta che il PC, che voi usate già da tempo, non potesse già fare? Il vantaggio che non si devono acquistare ulteriori software per accedere al computer, qui è già tutto a bordo. Alla tavoletta vengono collegati una tastiera e una barra con i caratteri in braille. La pressione che bisogna fare è avere applicazioni accessibili, questo dipende dai programmatori.